116 anni complessivi di condanne e 15 milioni di euro di confisca di beni. La sentenza con rito abbreviato per i 32 imputati nell'inchiesta Camaleonte sulle infiltrazioni dell''ndrangheta in Veneto è stata emessa nella serata di lunedì dal GUP di Venezia. L'indagine, coordinata dalla DDA di Venezia ed eseguita dai carabinieri del ROS di Padova, in pochi anni ha scoperchiato un vaso di Pandora, scoprendo legami tra le cosche calabresi e numerosi imprenditori delle province di Padova, Venezia e Treviso, che in alcuni casi erano vittime di minacce e pestaggi e in altri casi erano complici. Le pene più alte sono andate a Michele Bolognino, esponente della cosca calabrese del Grande Aracri, con 13 anni e 4 mesi. Condannato anche un altro fratello bolognino, Francesco, a 6 anni e 4 mesi, e alcuni imprenditori veneti come Adriano Biasione, impresario edile di Piove di Sacco, a 3 anni, e Leonardo Lovo di Campo San Piero, 2 anni. Quello che si è concluso lunedì a Venezia è il primo filone del processo, mentre continuerà il dibattito su 2 fronti, uno padovano per reati di associazione mafiosa, tra gli imputati c'è un terzo fratello bolognino, e il calabrese Antonio Genesio Mangone, e un altro filone veneziano per i reati di bancarotta e fatture false.